241 nuovi positivi nelle ultime 24 ore a Padova e provincia, prima area del Veneto per numero di contagi. È la salute dei cittadini a muovere il sindaco Sergio Giordani, che vara l'ordinanza attesa da giorni, obbligo di mascherine e distanziamento in qualsiasi manifestazione. Sono orgoglioso che i cittadini siano vaccinati al 90% e penso che sia anche doveroso rispettare gli altri, appunto chi si è vaccinato. Per cui l'ordinanza che andrò a mettere tra qualche ora oggi sarà relativa solo all'aspetto sanitario. Che cosa significa? Che c'è l'obbligo da parte di chi manifesta di qualsiasi manifestazione di avere mascherina e distanza di sicurezza. Il mancato rispetto dell'ordinanza, che resterà in vigore come la direttiva del prefetto fino al 31 dicembre prossimo, comporterà una sanzione di 400 euro. Decisioni accolte in modo tiepido da quella parte della città che si aspettava un'azione più decisa a tutela dei commercianti e del centro storico, una parte di città a cui il sindaco risponde così. Io parlo della parte sanitaria. Per quanto riguarda la sicurezza, è il questore che deve ottemperare a quel discorso di sicurezza, autorizzare manifestazioni e via dicendo, non certamente il sindaco.